Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, queste le notizie più importanti del pomeriggio. In apertura un incidente è avvenuto sabato sera nella periferia di Trapani, una 71enne è stata investita dal conducente di un mezzo a due ruote nella zona di Milo. La donna si trova in coma farmacologico e lotta tra la vita e la morte. E rimaniamo nel Trapanese, dove stamattina si è verificato un infortunio sul lavoro. Erano le 10 circa quando a Castelvetrano un uomo sulla Sessantina è caduto da un ponteggio mentre lavorava in un cantiere edile. Il dramma si è verificato in via Tagliata. Un altro supermercato dell'Agrigentino finisce nel mirino di alcuni malviventi. I ladri questa volta hanno scavato un buco nel muro del retro di un hard discount sito a Canicattì e si sono intrufolati all'interno. Una volta entrati si sono diretti verso la cassaforte portando via 50.000 euro. Verrà svuotato entro la serata l'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 576 migranti, compresi 30 minorenni non accompagnati. Nella struttura resteranno, se non vi saranno nuovi sbarchi, 6 ospiti. E in chiusura il meteo. Continua anche per domani l'ondata di bel tempo in Sicilia, ma solo per alcuni giorni. Secondo le previsioni, infatti, da mercoledì potrebbero arrivare le piogge. Ed è tutto per questa edizione. I dettagli su queste notizie li trovate sul nostro sito www.newsicilia.it e sui nostri canali social. Arrivederci e a domani.